Ma buonasera a tutti amici, da Napoliello 87 e Forza Napolese. Il giorno dopo di Napoli-Juventus a freddo, qui si gode ancora Ciucciariel proprio, Ciucciariel che recchia zoppato. Ma come si gode, eh? Che vittoria del Napoli, grande vittoria di questo Napoli, è stata una grande prestazione. I meriti soprattutto li voglio dare a Gattuso che l'ha studiata, l'ha preparata bene questa partita. Veramente in campo abbiamo visto un Napoli molto attento, fase difensiva. Avevamo i pullman dietro, praticamente il Napoli giocava con i 4 difensori schierati e 5 centrocampisti e la sola punta Arkadiusz Milik avanti. Poi quando ripartiva ognuno prendeva la propria posizione, cioè il Napoli ha fatto, a me mi è piaciuto tanto. Primo tempo però è stato noioso, molto noioso perché è vero che c'è stato qualche tiro in porta, ma poca roba sia da parte del Napoli che da parte della Juventus. Anche se l'occasione più pericolosa anche nel primo tempo l'abbiamo avuta noi, quella di Milik, però poco o nulla, quel tiro sopra la traversa. Cioè, primo tempo bruttissimo, partita molto noiosa, giocata a centrocampo, prima del nostro Napoli, 15-20 minuti, poi il pallino del gioco l'ha avuto la Juventus, ma come ho detto il Napoli era molto coperto e molto attento, Manolas ha fatto degli interventi importanti nel primo tempo, cioè è stata controllata bene, è stata gestita bene dalle proprie difese, sia da quella della Juve che quella del Napoli nel primo tempo, della nostra difesa. Nel secondo tempo vediamo un altro Napoli, un Napoli convinto, un Napoli che vuole il risultato, perché il Napoli aggredisce subito e si spinge subito in avanti, proprio con Zelinski che a poco non trova il gol, poi ci prova Mario Rui, cioè tutti fuori dallo specchio i tiri, è vero, però il Napoli ci prova, è questo che mi piace. Poi troviamo il gol di contropiede perché il Napoli trova la Juve sbilanciata in avanti e in contropiede trova il gol del vantaggio. Bellissimo il gol di Piotr Zelinski che Insigne tira da fuori area e Zelinski si fa trovare opportunista avanti alla porta. Quello che doveva fare Milik l'ha fatto Piotr. Sembra facile quello che ha fatto, però essendo centrocampista, cioè quello lo fa l'attaccante, però grande Zelinski che si fa trovare lì e la butta dentro. Il secondo gol che ne parliamo a fa, che ne parliamo a fa? Un gioiello di Lorenzo. Ma aspetta, chi gliel'ha messa in mezzo? Comunque, cross in mezzo, mi sembra di Callecon. Cross di Callecon che almeno uno ne ha azzeccato. Per Insigne a volo, si va a infilare nel set. Szczesny non può fare niente, può solo guardarla e poi prenderla nella porta. Insigne, capolavoro. Grande partita di Insigne, non solo per il gol, perché Insigne tornava in fase difensiva, andava ad attaccare, faceva i scambi con i propri attaccanti, era dappertutto ed ha aiutato tantissimo la squadra. È veramente stato un leader, è veramente stato il capitano ieri sera, Insigne. Poi, che dobbiamo dire? Abbiamo subito il gol nel finale perché il Napoli comunque avendo il 2-0 in mano si è rilassato un po', queste cose si fanno sempre e questo bisogna migliorare. È vero, siamo migliorati, cioè è vero che ieri abbiamo fatto una prestazione già meglio dell'altra perché l'altra è penosa, però bisogna migliorare anche su questo, che non dobbiamo mai lasciare la presa, perché sul 2-0 il Napoli ha mollato e nel finale abbiamo preso il gol dalla Juventus. Contropiede fatto da Ronaldo, l'abbiamo messo in gioco perché l'hanno tenuto in gioco i difensori a questo giro. E Meret esce un po' male, secondo me la chiama anche un po' in ritardo, non lo so, o non si è capito col difensore, comunque esce un po' in ritardo e Ronaldo arriva prima di Meret e la spinge dentro, tanto basta che la spinge dentro. Comunque Napoli che merita questa vittoria, mi sono piaciuti tanto Insigne, come ho detto, perché era da tutte le parti, fenomenale Insigne, Isai che non faceva, cioè Isai non ha fatto giocare Cristiano Ronaldo, Isai, Usai o non Usai, cioè non mi faccio capace, come ha fatto, ma che si ha fatto, che si ha fumato, cioè si è fatto dare in prestito qualche cecchino, qualche filtrino da Sarri, che ne faccio, cioè non mi faccio capace. Manolas, grandissima partita perché non passava nessuno. Di Lorenzo, stiamo avendo conferme che
può fare anche il centrale se ci manca Koulibaly o Maksimovic, e questa è un'altra cosa positiva. Poi chi vogliamo mettere più a centrocampo? Abbiamo visto Demme, un regista ci mancava a centrocampo, e Demme sta prendendo, cioè parte come mediano ma sa fare anche il regista, l'abbiamo visto. Demme sta dando qualità al nostro centrocampo, sta dando geometria al centrocampo del Napoli, è quello che ci mancava. Lobotka sì, l'abbiamo visto quel poco, l'abbiamo visto un po' in difficoltà, ma è normale perché la prima partita poi piano piano ha cominciato a ingranare anche lui, piano piano. Ci vuole tempo perché comunque Demme 3-4 partite l'ha fatte, se non vado errato, 3 saranno. Comunque Lobotka deve giocare, ci vuole il minutaggio e vedrete che anche lui ha qualità. Zelinski primo tempo così, meglio nel secondo tempo, abbiamo visto un grande Zelinski nel secondo tempo, poi è entrato Elmas, anche lui bene quando è entrato. Milik, nonostante non abbia fatto il gol, si è sempre mosso, mi è piaciuto, ha fatto una buona prestazione anche Milik. Callecon, primo tempo no, secondo tempo è andato a migliorare un po' anche Callecon. Insigne, tutta la partita, ha fatto una grande partita, il migliore è Insigne ancora una volta, però ci voglio mettere anche Manolas per la fase difensiva e appunto anche Demme tra i centrocampisti. Da parte della Juventus, Higuain ha fatto qualcosa? Quella rovesciata nel finale, qualcosina? Poca roba. Ronaldo forse è stato il più pericoloso, però è stato fermato sempre, l'abbiamo bloccato, cioè la Juventus poca roba, veramente ha fatto poco. Non saprei se trovare un migliore perché faccio fatica a trovare migliori nella Juventus perché veramente ha fatto fatica contro la nostra difesa, a parte nel finale appunto ci metto Ronaldo per il gol fatto, però Betancourt per l'assist, non lo so, però poca Juve e tanto Napoli. Tanto Napoli, abbiamo meritato questa vittoria. Partire dal risultato che abbiamo fatto contro la Juventus e continuare, perché quello che serve a questo Napoli è continuità. Perché abbiamo visto un Napoli che ha vinto con Lazio, ha vinto con Juventus, ma quello che manca al Napoli sono le squadre piccine. E vincere contro le squadre piccole. È lì che mi fa paura. Voglio vedere i risultati contro la Sampdoria, con il Cagliari, che comunque non è più una squadra piccola, ma la ritengo un'ottima squadra. Niente, voglio vedere i risultati con squadre medie di Serie A, perché con le big il Napoli ci mette sempre tanto e si vede. Voglio vederlo anche con quelle squadre. Quando comincio a vedere anche i risultati lì, allora posso essere più tranquillo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, amici. Lasciate tanti like se vi è piaciuto il video, ma soprattutto venite sotto il video di Napoliello87 ed iscrivetevi al Ciucciaril che sta godendo, che recchia zappato, frate. Buonanotte a tutti amici da Napoliello87 e forza Napoles, si gode ancora. Ciucciaril!